Grazie a chi mi aiuta a ritrovare la forza per affrontare un vuoto che non si può colmare. Le parole della mamma del piccolo Carlo Panizzo, negato a Cavallino Treporti, a Roncade il messaggio affisso al campanello di casa. Violenta rissa per futili motivi nella notte in una sala slotti, Zero Branco, un 28enne accoltellato miracolosamente vivo, indagini dei carabinieri. Inaccettabile dover vivere con la paura che gli accada qualcosa, le parole della mamma del 14enne di Castelcucco minacciato sulla porta di casa da 4 giovanissimi. Puntine gettate sulla strada del Grappa contro i ciclisti, colpito anche lo scrittore Paolo Malaguti, un rischiato grosso, racconta: questo è un danno per la nostra montagna. Camionista alla guida per troppe ore senza riposare con grave rischio per la sicurezza stradale, i controlli della polizia locale dell'Asolano fanno scattare multe per 5.000 euro. Autovelox a settembre, parte il censimento dei dispositivi per tanti sindaci, un modo per perdere ancora tempo, non si scioglie infatti il nodo centrale, quello tra omologazione e approvazione. Regionali, Roberto Marcato annuncia una pausa di riflessione, pronto a tutto, anche al ritiro, non firmerò cambiali in bianco e arriva un sostegno a un'eventuale candidatura a presidente della meloniana Elena Donazzani. Mappatura dei nei fuori dalla lista degli esami garantiti dalla sanità pubblica, scatta la polemica con il candidato del centro-sinistra che parla di follia e chiama raccolta ai consigli comunali. Quasi 2.000 persone in piazza per il tradizionale concerto dell'Assunta a Treviso, il grande evento in musica offerto dal comune la sera di Ferragosto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque nella settimana che ha visto la tragedia, ha visto raccontare anche lo strazio della tragedia che ha colpito Cavallino Treporti e Roncade, la tragedia di Carlo Panizzo, le parole di mamma Dana. Grazie che mi aiuta a trovare la forza per affrontare un vuoto che non si può colmare. Parole scritte su un messaggio al campanello di casa. Vorrei ringraziare tutte le persone che in questi giorni di dolore immenso mi stanno dimostrando affetto, vicinanza e solidarietà. Ogni messaggio, ogni telefonata, ogni gesto, piccolo o grande, mi aiuta a trovare le forze per affrontare questo vuoto che non si può colmare. Inizia con queste righe il messaggio che mamma Dana affida ai giornalisti, un foglio bianco incollato sotto il campanello di casa, poche frasi che rompono il silenzio seguito alla morte lunedì nelle acque di Cavallino Treporti del suo bambino, il piccolo Carlo Panizzo, 6 anni appena compiuti. Rivolta a chi sta cercando di aiutarla, Dana prosegue. Le vostre parole, le vostre preghiere e la vostra generosità sono il sostegno che mi permette di alzarmi ogni mattina e provare a continuare a vivere nonostante il dolore straziante. Grazie a chi sta donando, a chi sta scrivendo, a chi mi sta accanto. Altre dichiarazioni non ci saranno, conclude il messaggio, firmato semplicemente la mamma di Carlo. È un'atmosfera sospesa quella calata su Roncade dopo la tragedia di Cavallino. Nei prossimi giorni la Procura della Repubblica di Venezia, che sull'annegamento del bimbo ha aperto un fascicolo, conferirà formalmente l'incarico per l'autopsia e per questo i tempi per la celebrazione del funerale si allungheranno. Le parrocchie di Biancade, Roncade e Vallio hanno ricordato Carlo nell'ultimo foglietto parrocchiale stilato per la festa dell'Assunzione, citando Dostoevskij e l'interrogativo a cui il principe Mishkin non sa rispondere: perché, signore, i bambini muoiono? Si esprime la solidarietà della comunità ai familiari. Silvana Zago, che fin dalla sua nascita dava una mano a mamma Dana nella gestione di Carlo, quando lei era al lavoro, per il bambino era diventata una nonna, lo ricorda l'ultimo giorno di scuola materna, quando era andata a prenderlo. Mi diceva nonna Silvana, io non sono pronto per andare alla scuola primaria, ma dai, io le dicevo, Carlo, vedrai che dopo là ti insegnano anche a scrivere. No, nonna, non sono pronto ancora. Allora vuoi rimanere ancora qua alla scuola, all'asilo? E lui mi diceva sì, perché io qua so fare i disegni e ho tutti i miei amici. Questo è stato l'ultimo giorno e me lo porterò sempre nel cuore, perché per me Carlo è un angelo. L'ho visto nascere da quando era piccolo e fino al 31, quando ho sentito la notizia. Io non riesco a dormire alla notte. Penso alla sua mamma, al suo papà. E basta. Diceva un bambino molto buono. Tanto buono, un bambino che non l'ho mai visto fare i capricci, anzi lui mi prendeva, mi abbracciava, si coccolava, cioè mi dava tanta gioia, era tanto caro. Mi sento ancora le manine qua quando mi stringeva, così. Che idea si è fatta su quel che è successo?
È un destino perché la mamma, una mamma brava, attenta, che era morbosa e anche il papà, un papà attento anche lui quando aveva i suoi bambini, un papà bravissimo, e io penso solo il destino. Io ho incontrato la mamma, non ci siamo dette niente, solo un grande lungo abbraccio silenzioso, basta, non ho avuto il coraggio, non ci siamo proprio, penso che là ci siamo dette tutto, in quell'abbraccio c'è stato tutto. Immagino Carlo in cielo, non vestito da angelo, conclude nonna Silvana, ma con gli abiti che portava tutti i giorni e soprattutto con il suo sorriso. Però mi fa male il cuore quando penso a lui. Mi fa male. A Zero Branco adesso la notte di paura vissuta all'interno di una sala a slot, spuntano i coltelli, un 28enne viene ferito, miracolosamente vivo, indagano i carabinieri. Notte movimentata che poteva finire in tragedia, quella a Zero Branco, dove una rissa scoppiata all'interno della sala slot Las Vegas City è terminata con un accoltellamento. È successo attorno alle 4:30 di notte. All'improvviso la lite tra alcuni avventori è degenerata. Ad avere la peggio un ragazzo italiano di 28 anni, colpito da varie coltellate durante una colluttazione con 2 uomini stranieri, pare tutti alterati da sostanze alcoliche o di altro genere. Non sarebbe stata la prima volta che i 3 si trovavano a discutere, ma questa volta, pare ancora per motivi estremamente futili, la rissa sarebbe degenerata con un assalto all'arma bianca. Il giovane, trasportato in ambulanza del SUEM 118 all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato soltanto ferite superficiali ad un braccio, una gamba ed una spalla ed è stato dimesso già nella tarda mattinata. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri che hanno fermato 2 persone ritenute coinvolte nell'accoltellamento. Entrambi sono stati identificati e le loro posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti che stanno ancora esaminando tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza, sia quelle interne che esterne al locale. L'episodio ha seminato paura tra i presenti, ma non ha avuto conseguenze più gravi, anche se rimane aperto il tema che con troppa frequenza si ripropone, ovvero quello di andare in giro armati di coltello. E a proposito di coltelli, è inaccettabile dover vivere con la paura che gli accada qualcosa, e a parlare è la mamma del 14enne di Castelcucco, minacciato proprio con una lama alla gola sulla porta di casa da 4 minorenni di seconda generazione con cui non voleva più avere nulla a che fare. Hanno suonato il campanello e volevano che mio figlio uscisse di casa con la scusa di fare 2 parole, eccetera, e la loro intenzione era effettivamente quella di minacciarlo, ovviamente in tasca dopo è saltato fuori un coltello. Nel mentre facevano questo l'hanno pure ripreso con il telefono. A parlare la mamma del 14enne che a Castelcucco è stato minacciato in casa da 4 ragazzi coetanei o di poco più grandi, tutti minorenni, che stando al suo racconto gli avrebbero puntato un coltello alla gola. La mamma era a fare la spesa, il gruppetto, tutti residenti nei comuni vicini, non si è fatto scrupolo di saltare la recinzione pur di aggredire il 14enne. Poi sono scappati venendo identificati in un parco poco lontano dai carabinieri, allertati sempre dalla mamma della vittima. Ragazzi che non hanno paura di niente, dice, tutti di seconda generazione. Mio figlio sì, li conosce, io era già da 4-5 mesi che l'avevo tirato via, appunto insomma non volevo che uscisse più con determinate persone e basta, gli avevo fatto anche cambiare numero di telefono. Sono venuti per minacciarlo dicendo devi chiedere scusa a questo, devi chiedere scusa a quello. Cioè, questi ragazzini qua sono nella loro testa, sono i re della strada praticamente. Le famiglie dei baby bulli, tutti tra i 14 e i 16 anni, non si sono fatte vive. In un caso hanno anche cercato di minimizzare, si sarà trattato di un gioco, hanno cercato di spiegare i genitori di uno di loro. Se magari fossi riuscita a parlare anche con i genitori e a spiegare la situazione, probabilmente magari avremmo, non dico trovato una soluzione, però almeno fargli capire, guardate che i vostri figli vanno in giro a fare queste cose. Cioè io, se mio figlio fa una roba del genere, per quanto poco, un provvedimento lo prendo. Dell'episodio è stato informato anche il sindaco Paolo Mares. Non è la prima volta che a Castelcucco accadono fatti del genere. Di recente, tra l'altro, dei ragazzi sono entrati e hanno imbrattato anche la scuola media. Di fatto è una situazione purtroppo che si sta evolvendo sempre peggio anche nei comuni piccoli come i nostri, dove di fatto in passato questo tipo di questioni assolutamente non esistevano. Per noi è inimmaginabile che un ragazzo arrivi, esca
vada a far festa con un coltellino in tasca. Non è nella nostra mentalità, non è nel nostro DNA, per cui evidentemente c'è da fare un grosso lavoro, ovviamente con i ragazzi, ma anche e soprattutto, oserei dire, con le famiglie. Vivere così, cioè esci di casa, cioè tuo figlio ti esce di casa, non sai neanche se ti torna o se ti torna intero. Cioè no, non va bene, cioè qua ci vogliono dei provvedimenti, cioè sia da parte dei genitori, da parte anche della legge stessa. Cambiamo argomento, un Ferragosto movimentato a Campocroce, zona turistica sul Monte Grappa, dove una donna in stato di alterazione si è arrampicata sul palo del tendone vicino alla Malga, minacciando di gettarsi nel vuoto. Sul posto pompieri, carabinieri e SUEM. Mattinata di passione a Campocroce sul Monte Grappa, dove una donna in evidente stato di alterazione si è arrampicata sul palone di sostegno del tendone che sorge nei prati, vicino alla Malga. Salita molto in alto, la donna non è riuscita a scendere e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto e i presenti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto, già affollato da escursionisti e visitatori del massiccio, sono arrivati i carabinieri e il SUEM, mentre i pompieri si sono posizionati con un telo ai piedi del palo nel caso in cui l'esagitata avesse perso la presa. Alla fine, dopo lunghe trattative e molto clamore, la donna è scesa a terra e ha abbracciato i suoi soccorritori. E ancora sul Grappa c'è la piaga delle puntine lasciate sulla strada del Grappa contro i ciclisti. L'abbiamo già raccontato in questi giorni, c'è stato anche un appello del sindaco a denunciare tra le vittime appassionate di ciclismo anche lo scrittore Paolo Malaguti, che ci ha raccontato la sua disavventura. Anche il noto scrittore Paolo Malaguti, ciclista amatoriale innamorato delle nostre montagne tra la storia e il paesaggio che tanto ha narrato nei suoi libri, è stato vittima del puntiratore selvaggio, un singolo soggetto o più individui che negli ultimi tempi si stanno accanendo contro i ciclisti che soprattutto nei fine settimana affrontano la salita sino a Cima Grappa, gettando sull'asfalto puntine in metallo. Un gesto a dir poco sconsiderato che rischia davvero di mettere a repentaglio la vita di chi affronta la montagna sulla due ruote, come conferma lo stesso Malaguti, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare la sua disavventura. Ero impegnato nella salita della Giardino verso Cima Grappa e più o meno all'altezza di Camol la ruota anteriore ha beccato una puntina, quindi per fortuna ero in salita e quindi sono riuscito a fermarmi senza problemi. Fossi stato in discesa sarebbe stato indubbiamente molto più pericoloso. Certo, anche perché queste persone o questa persona non si rendono conto davvero della pericolosità del gesto. Oppure se ne rendono conto e lo fanno lo stesso. Queste azioni scellerate in realtà vanno a minare non solo i ciclisti ma tutto il territorio montano. Se iniziano a girare queste voci, chi sale in montagna sceglie altre montagne, chi sa che quella strada è una strada nella quale puoi restare a piedi va da altre parti e purtroppo non solo chi sale in bici, quindi il tutto si traduce come onda lunga in un danno anche economico per tutti gli operatori del turismo del territorio. Lei cosa si sentirebbe di dire se trovasse davanti questa persona o queste persone? Vabbè, intanto gli presenterei il conto della camera d'aria del copertone, però ecco, al di là di quello, diciamo, da insegnante proverei a fare un ragionamento lungo e credo difficile, visto che mi pare una persona scarsamente abituata al ragionamento, sul fatto che un territorio complesso come il Grappa ha tanti attori, ha tante persone che hanno il diritto di viverci, quindi non è la strada migliore per risolvere i problemi. E poi ci sono i controlli sui camion, multe per quasi 5.000 euro nell'Asolano in questi giorni in azioni di servizio associato di Polizia Locale Asolo, Fonte e Masero. Obiettivo monitorare le norme sul trasporto, sulla velocità tenute sui tempi di guida e di riposo dei conducenti degli autoveicoli, elementi che incidono in modo importante sulla sicurezza stradale. Nello specifico sono stati controllati 3 tir e riscontrati 3 violazioni per superamento della durata del periodo di guida, 2 violazioni inerenti ai periodi di riposo che o non venivano iniziati oppure non venivano completati nei termini stabiliti dalla legge. Quindi camionisti alla guida per ore senza riposare, con tutte le conseguenze del caso che si possono ovviamente avere, quindi incidenti, distrazioni e veramente gravissimi rischi per la circolazione stradale. Poi
Per quanto riguarda la sicurezza stradale ci sono sempre gli strumenti degli autovelox che però sono al centro delle polemiche. A settembre parte il censimento dei dispositivi presenti sul territorio, è il censimento voluto da Salvini. Per tanti sindaci però si tratta di un modo per perdere ancora tempo, perché non si scioglie il nodo centrale, quello tra omologazione e approvazione, che ha portato a una valanga di ricorsi. Io lo valuto come un allungamento dei tempi. È da oltre un anno che siamo fermi e adesso arriva questo censimento. Non ne capisco sinceramente il senso, quando la questione è definire che cos'è autorizzato e definire soprattutto come si può omologare uno strumento. Lì è. Si aspettavano una parola definitiva i sindaci della Marca su un tema tanto sensibile come quello degli autovelox, e invece da Roma, dal Ministero di Matteo Salvini, è arrivata solo la certezza di un censimento dei dispositivi utilizzati sul territorio nazionale, censimento che inizierà a settembre. Insomma, non si scioglie il nodo tra autovelox omologati e autovelox approvati, distinzione che ha provocato ricorsi a valanga. Per i comuni una spada di Damocle che ha costretto tanti sindaci a sospendere l'uso in via cautelativa. Vogliono fare questo censimento, mi sarei aspettato perlomeno che insieme al decreto ci fosse stato anche già l'allegato per questo censimento e non dover aspettare ulteriori settimane per poterlo fare. Speriamo che i tempi veramente corrano poi, perché non se ne può più. Nella nota del Ministero si dice che il censimento fornirà una prima mappatura del fenomeno autovelox, ma soprattutto si afferma che non saranno tollerati dispositivi fuori norma o utili più a fare cassa che prevenzione. Parole, quelle del dicastero del vice premier Salvini, che hanno fatto sobbalzare diversi sindaci sulla sedia. Per questo dicevo al Ministro, non che venga a Breda naturalmente, ma venga nei nostri territori a capire, anche quando ci dice che facciamo cassa, venga a vedere. Noi a Breda sanzioni amministrative 60-70 mila euro all'anno è niente, quindi noi non facciamo cassa, noi facciamo attività di prevenzione. Ovvio che stacchiamo delle sanzioni, ma le stacchiamo nei confronti di chi non rispetta le regole. Partiamo da questo presupposto. Sullo sfondo lo stillicidio di incidenti anche letali che il nuovo codice della strada sembra non aver arrestato a Breda e in tutta la provincia. Il bollettino è quotidiano, noi veniamo riconosciuti come la provincia con il più alto tasso di mortalità, non solo di incidentalità, e anche questo è una situazione che è molto grave di per sé. Per questo dico, ridateci la possibilità di utilizzare gli autovelox, che ripeto non risolvono al 100% il problema, ma aiutano, e poi troviamo altre modalità per poter arrivare a una drastica riduzione. Chiaramente sensibilizzazione, informazione, tutto quello che è utile lo faremo, ci mancherebbe altro. Un appello alla politica, un appello evidentemente anche a Salvini e alla Lega. A proposito di Lega, siamo alle regionali, continua l'odissea nel centrodestra e in Casa Lega con Roberto Marcato, ospite questa mattina di Christian Arboit, che annuncia una pausa di riflessione, pronto a tutto, anche al ritiro. Non firmerò cambiali in bianco, e arriva anche un inaspettato sostegno, un'eventuale candidatura a presidente di un esponente degli alleati scomodi di Fratelli d'Italia, cioè Elena Donazzanna. Si mi mette una cavara il programma è Viva Roma Capitale. Voi capite che io faccio leggermente fatica a rimanere in una compagine. L'unico parole che oso è il Veneto, è il popolo veneto. Altri non ne ho mai avuti, figuriamoci se firmo cambiali in bianco, non le firmavo neanche una volta. Sui social, complice il Ferragosto, ha annunciato una pausa di riflessione Roberto Bulldog Marcato, che ospite della nostra prima edizione non esclude proprio nulla. All'orizzonte la scadenza delle regionali, nel presente un centrodestra quanto mai in difficoltà sia nella tattica che nella strategia. Nel caso in cui non le piacesse il candidato presidente, lei è pronto anche al ritiro? Ma io sono pronto a fare un sacco di cose. Leghista rimarrò fino alla fine. Io ho avuto una tessera nella mia vita, è stata quella della Lega, e morirò leghista, insomma, ecco. Non morirò democristiano come molti altri. Il leghista si può fare anche in altre liste? Il leghista si può fare ovunque, ma stiamo scherzando. Cioè, il leghista è un sentire, il leghista è una condizione d'essere. Lo puoi fare ovunque. Insomma, tutte le possibilità sono contemplate da mister Preferenza, di fatto l'uomo più votato in Lega dopo Zaia, amato dal popolo, meno forse dal partito. Nel direttivo regionale della Lega io ho certezza che ci sono
e anche fuori dal direttivo regionale, insomma fra qualche dirigente c'è questa volontà di non candidarmi perché sono... addirittura qualcuno perché siccome ho preso tante preferenze toglierei il posto a qualcun altro. Messaggi interni ed esterni si sprecano, con Marcato che continua a sognare un candidato leghista profondamente veneto, ma non per questo pone un veto totale su un nome meloniano, uno in particolare. Per capacità di amministrare e per il fatto che conosce bene la regione di Fratelli d'Italia, Elena Donazan è sicuramente un amministratore o un'amministratrice, come vogliamo dire, di assoluto livello. L'altro fronte riguarda la proposta di Giampaolo Gobbo, maturata nell'ultimo direttivo della Lega, di escludere dalla prossima corsa chi ha cambiato casacca nel corso della legislatura, richiesta indirizzata a tutti gli alleati. Nel mirino transfughi ed espulsi, tra questi Fabrizio Boron, oggi consigliere regionale in Forza Italia. Sono stato espulso senza motivazione e non mi ricordo nella mia espulsione di aver ricevuto né una telefonata né un messaggio di dispiacere né dalla parte di Luca Zaia né dalla parte di Giampaolo Gobbo, anzi si sono girati dall'altra parte e di certo io non pongo limiti alla mia vita e non do il diritto di porre limiti alla mia vita né a Luca Zaia né a Giampaolo Gobbo. Intanto il centro-sinistra, che è un candidato governatore ce l'ha, Giovanni Manildo, continua la sua campagna elettorale, si focalizza in questi giorni anche sulla sanità. C'è un tema, quello della mappatura dei NEI, che è fuori dalla lista degli esami garantiti dalla sanità pubblica. Scatta la polemica con Manildo che parla di follia e chiama a raccolta i consigli comunali. Cancellare dalla sanità pubblica, dalle prestazioni pubbliche garantite, la mappatura dei NEI al fine di prevenire i melanomi è pura follia. L'attacco è diretto e arriva in ore che sono già di mobilitazione, con il Covesap, il coordinamento veneto di sanità pubblica, che ha annunciato una manifestazione di piazza per il 4 ottobre. La mappatura dei NEI, questo è il senso, è una visita che può salvare la vita, visto che il melanoma della pelle rappresenta il 5% dei tumori a livello regionale, con punte del 6% in alcuni territori come il bellunese. Da qui l'alzata di scudi anche da parte dei medici di medicina generale, preoccupati per il progressivo depennamento dell'esame dermatologico tra quelli garantiti dai livelli essenziali di assistenza e quindi dal servizio sanitario. Un conto è limitare la prescrizione, un altro cancellarne la possibilità. Ci schieriamo a fianco dei medici generali, dei comitati dei pazienti, dei sindacati, di tutti coloro che hanno invitato la regione a fermarsi, perché la prevenzione è la chiave per una sanità pubblica efficiente. E proprio la sanità non può che essere terreno di battaglia politica in vista delle regionali, con il candidato di centrosinistra che chiama a raccolta anche i comuni. La mappatura dei NEI sarebbe solo la punta dell'iceberg di una sanità che scivola verso il privato. Invitiamo tutti i comuni ad adottare un ordine del giorno che faccia ragionare, faccia fermare la regione su questo, perché la prevenzione è la chiave del nostro futuro. Torniamo a parlare di Ferragosto, gli occhi erano puntati ovviamente anche sul Piave. Il sindaco della Pietra traccia un bilancio di come è andata nella giornata di Ferragosto, tutto sommato tranquillo, anche se punta il dito contro chi abbandona i rifiuti. A Spresiano è stato un Ferragosto piuttosto tranquillo, c'è stato un buon afflusso di gente, ma tutti quanti sono comportati bene e non c'è stato alcun bisogno di fare questione alcuna. In ordine alle sanzioni, come ben sapete, ancora non si possono fare, per cui non ci sono state sanzioni, non ci sono state raccomandazioni spinte, nel senso che la gente si è comportata bene. Qualche rifiuto non tanto sul Piave quanto sulle vie d'accesso, ma quello diciamo che capita sovente, ma sovente succede anche che con le telecamere di sorveglianza si becchi chi lorda il territorio e lo si punisca, per cui sicuramente un bilancio positivo per questo Ferragosto al Piave in quel di Spresiano. Insomma, gli ecovandali sono avvertiti. A proposito di ambiente, ha deciso che non pagherà la multa da 120 euro l'ambientalista di Castelfranco, che si è visto recapitare il verbale per incuria del proprio giardino, una siepe in particolare. Lui replica: lo faccio per le api, è una ripicca politica. Lei la pagherà questa multa? No.
No, nel senso che poi come ho i miei nemici ho anche i miei amici. Giovanni Colombo è un ambientalista, militante attivo, storico nel partito Europa Verde e molto conosciuto a Castelfranco dove vive per le sue battaglie politiche e non solo. Qualche giorno fa si è visto recapitare a casa un verbale da 120 euro per incuria e degrado del suo giardino, in particolare per una siepe di ligustro non potata che ostruirebbe il passaggio e richiamerebbe zanzare. Questa siepe qua è una siepe che fa una grossa fioritura che è già passata adesso, quindi io lascio la siepe e non la taglio finché non sia finita la fioritura e poi chiamo il giardiniere. Secondo me è un problema più politico che altro. Io sono un ambientalista, sono dei Verdi, consigliere nazionale, e evidentemente sono le elezioni, bisogna pure attaccare. Un problema inesistente, secondo Colombo, rispetto a tutti quelli che ha la città, e le api, che vanno difese e protette, devono poter utilizzare i fiori durante l'estate. Ho capito, qualcuno verrà preso e ferito dal ramoscello, non lo so, insomma. No, e siccome insomma le api servono, l'ambiente servirebbe anche, sono i condomini che probabilmente ce l'hanno con me anche perché ho sempre fatto una battaglia contro, hanno tagliato tutto quello che era tagliabile, hanno fatto i condomini e sicuramente a chi ha interesse, cioè non è che faccia troppo piacere questa mia posizione sul consumo di suolo e sulla cementificazione. Poi quando esce la venale siamo allagati, qui gli scarichi non ci sono. Cioè si cammina sull'acqua quando piove tanto qua. Le zanzare poi non sono legate alla siepe. Se dicono ma però la siepe aumenta le zanzare. No, le zanzare aumentano perché soprattutto sui sottovasi, e quindi ci sono più nei condomini che tengono fiori giustamente, se non tolgono l'acqua poi... Quella della difesa dell'ambiente resta una battaglia totale che Colombo continuerà. Che difendere l'ambiente e difendere anche l'umanità. Insomma, se la gente, io ho 79 anni, cioè non lo faccio per me, la difesa dell'ambiente e della salute, perché vanno di pari passo, e cioè, se vogliono mangiare plastica nel futuro, respirare cemento, mangiare malta, no, e dopo mangiare plastica dentro i pesci, facciano pure. Cambiamo argomento, sport, il rugby, continua il lavoro alla Grada per il Benetton in vista delle prossime amichevoli e soprattutto della prima di campionato. Intanto al gruppo in questi giorni si è unito anche Jacob Umaga, che ormai è un veterano dei Leoni ed è pronto a un passo in più. Come ogni numero 10 voglio essere un leader in campo nella squadra. 4 anni in maglia bianco-verde e la consapevolezza di essere ormai un pilastro dei Leoni di Callum McRae. Jacob Umaga si è unito in questi giorni al gruppo dopo l'impegno con la nazionale di Samoa, un'emozione unica per il mediano. Quando ero più piccolo ero il mio sogno per giocare con Samoa. Ovviamente mio padre ha giocato per loro 20 anni fa. Per me, per rappresentare lui, anche mia famiglia, ero molto felice. Ora sotto con gli allenamenti alla Ghirada, senza risparmiarsi. Il tempo qua in Italia fa caldissimo, ma siamo insieme ancora, speriamo siamo pronti per la prima partita contro Connacht, ma ora dobbiamo riconnettere con il gruppo. Le prime amichevoli il 6 settembre a Twickenham contro gli inglesi Harlequins e il 12 settembre a Monigo contro i Black Lion georgiani. Lo sguardo non può che andare al 27 settembre però, prima partita di campionato contro Connacht, una stagione che vuole essere ambiziosa. Vogliamo arrivare in playoff, in UEC anche in Challenge Cup, come ogni squadra. Secondo me abbiamo la capacità per farlo. Per ora la prima partita è la cosa più importante ora. Allora, le immagini delle quasi 2000 persone in piazza per il tradizionale concerto dell'Assunta ieri sera, il grande evento in musica offerto dal comune di Treviso. L'appuntamento ha segnato la conclusione di una giornata dedicata a Madonna Granda, guida spirituale della comunità trevigiana. Il sindaco Mario Conte e l'assessore alla cultura Maria Teresa De Gregorio hanno voluto ricordare i tanti conflitti che purtroppo stanno segnando il mondo, compresi anche quelli meno mediatici, guerre che mentre
ascoltavamo le musiche di Bizet e Mascagni, purtroppo continuavano a mietere vittime innocenti. Un pensiero di speranza e di pace che parte da Treviso e che vogliamo condividere con tutti nel segno della musica e della protezione della Madonna Grande, ha scritto oggi sui social il sindaco di Treviso. Applausi a scena aperta per l'orchestra regionale Filarmonia Veneta diretta da Danilo Rossi, storica prima viola del Teatro alla Scala e nuovo direttore artistico della compagine. E adesso andiamo nel Bellunese. Innanzitutto la cronaca per parlare di un grave incidente avvenuto sulla strada provinciale 49 per Misurina nel comune di Auronzo di Cadore, un ciclista che non avrebbe mai perso conoscenza ma che non aveva documenti con sé, con il telefono cellulare bloccato è caduto autonomamente mentre era con la sua bicicletta. Avendo riportato un grave trauma cranico è intervenuto l'elisoccorso Confalco, è stato immediatamente trasferito presso l'ospedale di Treviso. La prognosi è riservata a salvare il ciclista che si trova ricoverato in terapia intensiva e che non risulterebbe ancora essere stato identificato. È stato il caschetto che indossava, che si è distrutto nell'impatto con l'asfalto, però ha protetto in parte almeno la testa dal gravissimo infortunio. E poi la polemica del CAI contro l'eliturismo sulle Dolomiti, ascensioni in senza sforzo fin sulle cime più alte delle Dolomiti, a bordo di elicotteri inquinanti con andata e ritorno volanti oppure con lancio col paracadute. Il tutto ben pubblicizzato sui social con l'utilizzo degli influencer, l'ultima moda del cosiddetto eliturismo di montagna che dopo aver sollevato le proteste di ambientalisti ed escursionisti in questi giorni ha trovato anche il no del Club Alpino Italiano. A bocciare la pratica è stata la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano dell'associazione, che ha così risposto a una segnalazione giunta da alcuni alpinisti tedeschi. C'è da tempo infatti una inconsueta frequenza di voli turistici commerciali di elicotteri sulla cima della Torre Trieste nel gruppo del Civetta, appunto nel Bellunese, quindi il CAI che si scaglia contro l'eliturismo sulle Dolomiti. Abbiamo visto nella pagina trevigiana la campagna elettorale che si infuoca anche dal punto di vista del centro-sinistra, però nel Bellunese ancora non c'è una lista di nomi precisa per i candidati del PD a Palazzo Ferrofini. Regionali che si avvicinano, schieramenti che si organizzano. Per il dopo Luca Zaia c'è ancora molto da decidere. Se nel centrodestra il candidato che ne dovrebbe raccogliere l'eredità è ancora da decifrare, in campo avverso è già in piena campagna elettorale l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. In alcune province il PD ha già fatto i nomi dei propri alfieri, non così a Belluno. Stiamo lavorando noi non solo sui nomi ma anche sulle questioni da portare all'attenzione della coalizione del programma. Registro che noi stiamo facendo questo lavoro mentre gli altri parlano solo di poltrone, cariche e il centrodestra ancora non ha scelto il candidato. Nei prossimi giorni i nomi dovrebbero essere fatti, intanto si appoggia all'unico che c'è, quello del candidato presidente. Noi sosterremo Manildo con forza, sappiamo che in Veneto la situazione parte da un livello di difficoltà importante, però pensiamo sia il candidato migliore per rappresentare in questo momento le nostre istanze. Lo spopolamento delle terre alte anche dal Fondo Comuni Confinanti, un contributo per combattere la piaga. Attuazione del bando per il sostegno alla residenzialità nel comune di Sovramonte. C'è la firma sulla proroga fino al 2027. 1 milione di euro le risorse messe a disposizione dal Fondo Comuni Confinanti. La linea che sta seguendo il fondo sta seguendo anche in collaborazione con i comuni e terre alte, quindi far ripartire la vita, far ripartire il sistema dei servizi e far ripartire anche questa sorta di collettività che poi produce i numeri nelle attività sportive, nelle attività sociali, nel volontariato e in tante altre situazioni. Il progetto è a sostegno della residenzialità, iniziativa che mira a favorire l'insediamento stabile di famiglie e a sostenere nel contempo il settore dell'edilizia locale. Dà una mano al mondo dell'edilizia locale, però voglio ricordare che nell'ultimo comitato che abbiamo fatto sul Monte Baldo, in comune di Malcesine, abbiamo licenziato e approvato una serie di provvedimenti molto corposi che andremo a spiegare nel dettaglio prossimamente,
che vanno proprio in questa direzione. Toccheremo il comune di Santo Stefano, il comune di Feltre, il comune di Lamont e altri comuni proprio per creare questi nuclei e per permettere alla gente che non ha magari anche su valori abitativi molto elevati, la gente che residenti anche che non hanno la possibilità di trovare l'appartamento, di trovarlo e di stare e di rimanere nei propri territori. Il sindaco di Sovramonte, Federico Dalla Torre, ha evidenziato come l'iter del bando non sia stato privo di criticità, ma che sono già pervenute richieste da parte di oltre 30 nuclei familiari, metà dei quali hanno potuto ottenere il contributo per l'acquisto di un immobile o la sua ristrutturazione. A Cancia di Borca di Cadore quella notte è difficile da dimenticare, 2 mesi fa la frana, e intanto si fa il punto sulle condizioni della situazione nella frazione cadorina. Sindaco, 2 mesi esatti da quella notte drammatica che ha travolto la frazione di Cancia. Qual è la situazione attuale? Sì, attualmente noi abbiamo dato incarico a una ditta di ripulire il paese, abbiamo avuto un sostegno fondamentale della protezione civile e dei vigili del fuoco, che nell'immediatezza dei fatti sono intervenuti per più di una settimana, insomma hanno fatto un gran bel lavoro. Per il resto abbiamo provveduto con un incarico nostro, con un debito fuori bilancio però sanabile, e quindi adesso i lavori praticamente di rimozione delle ghiaie sono conclusi. Abbiamo segnalato naturalmente al Dipartimento della Protezione Civile i danni che abbiamo subito, che ammontano grosso modo poco più di 500.000 euro per il comune di Borca. Ecco, la provincia ha inviato invece una propria richiesta di 12 milioni di danni sia alla Regione del Veneto che al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e questo anche perché quelle famose griglie costruite a monte sono state travolte dalla frana dell'Antelao. Sì, in parte sì. Alcune opere sono state danneggiate e quindi vanno ripristinate ed è un bel costo. Si tratta di gabbionate, di opere di sbarramento e di questa natura. Poi una parte della richiesta che è stata fatta riguarda la rimozione delle ghiaie e la rimessa in pristino di un minimo di sicurezza per il paese. Quindi le vasche in contenimento sono state svuotate e naturalmente sono operazioni che costano. Poi resta sempre, come dire, in bilico anche il destino di chi ha la casa che sta proprio nel canale di scivolamento di questa frana. C'è questo problema della frazione di Cancia che è lì da secoli con questa spada di Damocle che sopra la testa. Adesso riattiveremo un tavolo di consultazione che avevamo precedentemente per avanzare anche delle proposte di soluzione non assoluta, perché la sicurezza assoluta non esiste, ma di soluzione che mettano più tranquilli gli abitanti della frazione. C'è qualcuno che vorrebbe andare via o che accetterebbe delle proposte? Sì, qualcuno, ho già una segnalazione di uno che è disponibile a andare via di là. Naturalmente bisogna trovare un'area adatta che non sia in zona classificata come pericolosa, e questo è possibile. Naturalmente si tratta sempre di trovare i giusti indennizzi, insomma, per chi deve andare via. Indennizzare i costi di costruzione sarebbe una strada possibile a mio avviso. Quella di Cancia è una frana storica, certo, ma che certamente è influenzata, e lo è stato il 15 giugno scorso, dal maltempo. E allora vi lascio proprio le previsioni del tempo per le prossime ore, non solo nel Bellunese ma in tutto il Veneto e il Nord-Est. Grazie per averci seguito e arrivederci.